Benvenuti, oggi è giovedì 12 settembre 2024. Il sole sorge alle 6:39 e tramonta alle 19:13. La luna si leva alle 15:39 e cala a mezzanotte e 18. Oggi si celebra il Santissimo Nome della Beata Vergine Maria. Il nome Maria è di origine ebraica e significa signora padrona, ma anche amata e cara. Oggi, 12 settembre, si celebra la giornata internazionale senza sacchetti di plastica. Istituita nel 2009 dalla Marine Conservation Society, associazione che ha come obiettivo la salvaguardia degli oceani e dei mari. Tonnellate di sacchetti di plastica vengono ogni anno riversate nei mari, inquinando i fondali e le acque, rappresentando un pericolo per la salute di molti animali, tra cui pesci, mammiferi e tartarughe, oltre che per la flora acquatica. Showgirl, modella e attrice, compie oggi 46 anni Elisabetta Canalis. La più famosa velina mora del TG satirico Striscia la Notizia, la Canalis è stata spesso oggetto di gossip per la sua relazione con il calciatore Christian Vieri e ancora di più per la storia d'amore con l'attore statunitense George Clooney, per poi sposarsi dal 2014 al 2023 con il chirurgo italo-americano Brian Perry. Compie 32 anni invece Mahmood, cantautore e paroliere italiano, che ha raggiunto la notorietà nel 2018 partecipando al Festival di Sanremo e vincendo nella categoria Giovani con il brano Gioventù Bruciata. 2 volte vincitore nella categoria Campioni del Festival di Sanremo, nel 2019 con il brano Soldi e nel 2022 in duetto con Blanco con il brano Brividi. Il 3 maggio 2024 ha aperto la serata dei David di Donatello, esibendosi con Tuta Gold. Infine, buon 60° compleanno a Paola Turci, una tra le cantautrici italiane più apprezzate della sua generazione, che con la propria musica spazia tra sonorità pop e rock. Lanciata dal Festival di Sanremo nel 1986, vince nelle 3 edizioni successive il premio della critica con i brani Primo Tango, Sarò Bellissima e Bambini. Segnata nel fisico e nell'anima nel 1993 da un brutto incidente stradale, riprende l'attività con brani scritti per lei da famosi colleghi come Vasco Rossi, Luca Carboni e Carmen Consoli. Il matrimonio che ha fatto sognare l'America. Così vengono ricordate le nozze avvenute il 12 settembre del 1953 tra John Fitzgerald Kennedy e Jacqueline Bouvier. John all'epoca era senatore del Massachusetts e la presidenza degli Stati Uniti conquistata nel 1960 sconfiggendo Richard Nixon era ancora lontana. Jacqueline, detta Jackie, era invece una giornalista del Washington Times Herald. Fu proprio grazie al lavoro di Jackie che i due si conobbero e si innamorarono. I due ebbero 4 figli e fino al giorno dell'assassinio di John, avvenuto il 22 novembre del 1963 a Dallas, la loro storia d'amore fece sognare tutti gli Stati Uniti, nonostante dietro la facciata si nascondessero tragedie private e tradimenti. Sapete cos'è una reazione chimica? È un processo che modifica le sostanze, rompendo alcuni legami atomici e creandone di nuovi. Molte reazioni hanno luogo nel nostro corpo e sono essenziali per la vita. Immaginate gli atomi come dei mattoncini Lego. Alcuni sono uniti tra loro e possono separarsi per incastrarsi con degli altri e formare nuovi composti. Il cloruro di sodio, il classico sale da cucina, può essere prodotto mescolando sodio e cloro nelle giuste quantità. Avete visto che anche la chimica è presente nella vita quotidiana? Possiamo considerarci dei piccoli chimici, anche quando, ad esempio, facciamo disciogliere un cucchiaio di sale nella pentola con l'acqua per cucinare la nostra amata pasta. Buongiorno ai 12.
Ancora una volta oggi la Luna ci stupisce, prima di saltare in Capricorno, compie 2 opposizioni con Marte e Giove. Vediamo cosa ci vogliono dire gli astri. Ariete. Si fa sempre forte l'urgenza di mettere i puntini su lei e soprattutto di stabilizzare una serie di situazioni e posizioni. Ci riuscirete brillantemente proprio perché oggi la Luna vi farà assaporare anche le conseguenze emotive di quanto avete ben fatto. Toro. Buone notizie per voi visto che la Luna sta per entrare in Trigono e durante l'arco della giornata sentirete un aumento del buon umore e del benessere. La Luna in Trigono peraltro vi spingerà anche a pensare che è arrivato il momento giusto per agire. Quando si toccherà Urano entro domani avrete sicuramente il nulla osta per una serie di buone notizie e di cose che si concretizzano. Gemelli, la vostra giornata oggi si apre con 2 opposizioni della Luna e la congiunzione a Marte che sembrano un po' trarre ancora un clima di tensione. La Luna però abbandonerà l'opposizione in giornata, per cui oggi sentirete comunque meno la tensione dello scontro e del confronto. Quindi cercherete di fare qualcosa per stare meglio, ovvero un buon shopping. Cancro, la giornata di oggi si apre con una Luna in opposizione a Marte che ospitate nei vostri gradi, considerando che c'è la stessa opposizione anche con Giove. Per la prima parte della giornata sarete super subissati di impegni ai quali non saprete come fare fronte. Decisamente la Luna entrando in opposizione in Capricorno stimolerà il vostro Marte a fare quante più cose possibili, vi stresserete un po' e sarà possibile qualche scontro con il partner, ma i chiarimenti per voi saranno importanti. Leone, la giornata di oggi prevede con questa mattinata con la Luna che ancora vi sospinge a rompere una situazione di stasi e di approcciare a qualcosa di nuovo e di ambizioso. Con il pomeriggio penserete un po' più alle strategie e vi confronterete in una maniera costruttiva con una persona per voi molto importante che stimate tanto. Vergine, la Luna oggi è un po' capricciosetta, seppure partendo dal Sagittario rende la mattinata assolutamente impossibile, lungo il corso della giornata si sposta in posizione di Trigono facendo pace con Mercurio e quindi facendo tornare la piacevolezza comunicativa, per cui molti di voi troveranno accordi dove si sono sentiti disattesi. Bilancia, la Luna oggi entra in quadratura e con quel bellicoso Marte che sospinge la vostra Venere a fare colpi di testa, occorrerà tutta la vostra calma e diplomazia. Decisamente volete resistere e non volete lasciarvi andare, vi divertirà per osservare il gioco di attrazione che riuscite a stimolare. Scorpione, una Luna che torna a essere amica è assolutamente vantaggiosa nell'arco di una terza casa ideale che promette dei nuovi risvolti e dei nuovi accordi a livello lavorativo. Anche sulla remunerazione si possono fare determinati passi avanti. Oggi sarà importante parlare con un fratello o un familiare di alcune gestioni tipiche della famiglia e del patrimonio. Sagittario, la Luna oggi nelle mattinate compie un'opposizione proprio con Giove e con Marte, quindi i vostri pianeti sembrano preludere a una mattinata un po' difficile, che però invece si risolverà in una mattinata assolutamente oggettiva, proficua e vantaggiosa per voi, evitandovi pure di fare delle spese inutili laddove non è proprio il caso. Capricorno, la Luna oggi entra nei vostri gradi e sarebbe una Luna che vi ammorbidirebbe un po' normalmente, ma l'opposizione con Marte tende invece a rendervi irritabili in amore, quindi oggi non siate troppo duri perché probabilmente rischiate di dare qualche brutta risposta a chi vi vorrà semplicemente approcciare. Acquario, la Luna oggi vi tange poco con effetti diretti, ma emotivamente è come se sentiste un po' di caos intorno a voi. Oggi occorrerà tutta la vostra voglia autoprotettiva per tutelare il vostro equilibrio interiore a fatica conquistato dal caos imperante che sentite intorno a voi. In amore, per adesso non avete proprio voglia di cedere.
Pesci, la giornata di oggi è una giornata incredibilmente complessa, proprio perché la luna, seppure presagiva male all'inizio della mattinata, trasforma tutto invece in un qualcosa di piacevole e di utile. Riuscirete peraltro ad accordare bene tutta una serie di faccende che grazie alla vostra diplomazia andranno di nuovo fluide e serene. C'è una bella sorpresa in amore e stasera ha una passione vi renderà felici. Mentre camminava nel comune di Montignac, nella Dordogne, Marcel Ravidat vide una cavità. Indeciso su cosa fare, tornò a casa per organizzare 4 giorni dopo una spedizione con 3 suoi amici. Avevano appena scoperto uno dei tesori più preziosi della preistoria, un tesoro di 17.000 anni, le grotte di Lascaux. Con 600 pitture e 1500 incisioni viene definita la Cappella Sistina del Paleolitico. Il tema più comunemente rappresentato è quello di grandi animali dell'epoca, fra i quali spicca l'uro, animale oggi estinto. È capitato a tutti di non riuscire a trattenersi, ma avete mai sentito come gli inglesi indicano questo atteggiamento? L'espressione che utilizzano è fly off the handle, che letteralmente significa volare fuori dalla maniglia. A quanto pare in passato le asce, non essendo di particolare qualità, potevano rompersi in 2 parti durante l'utilizzo, volando via dal manico. If I'm hiding in the sleeves. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Per tutti, Viviane Maier è una delle maggiori esponenti della street photography. Di lei si sa che per mantenersi faceva la tata e nel tempo libero con la sua macchina fotografica rendeva immortale la vita di tutti i giorni. Non ha mai pubblicato un suo scatto e ha raggiunto la popolarità solo dopo la morte. Il successo inizia infatti nel 2007 quando John Maloof decide di acquistare a un'asta pubblica un baule pieno di rullini fotografici. Una volta capito il tesoro che aveva tra le mani, Maloof cercò infatti disperatamente notizie su Viviane Maier per rendere onore al suo lavoro. Purtroppo la Maier morì nel 2009 senza sapere che da lì a poco sarebbe stata ricordata come una delle più importanti e stimate fotografe al mondo. Vi saluto oggi con una frase di Cesare Pavese. Non si ricordano i giorni, si ricordano gli attimi. Quindi vivete appieno ogni attimo di questo nuovo meraviglioso giorno che sta per iniziare. Per oggi è tutto, ma non temete, domani saremo di nuovo insieme per una nuova puntata dell'Almanacco. Vi aspetto. Buona giornata dalla vostra Martina.